Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben ritrovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, lunedì 22 dicembre, giorno dopo del pareggio con tanta amarezza della sfida contro il Pisa, e do il benvenuto ovviamente anche al nostro Francesco. Ciao Fra, ben trovato. Singapore, vado a Decollo? Singapore. Hai visto? Buongiorno. Ci Buongiorno tenevo a a salutare Luca Di Leonardo con questa canzoncina di quando lui era bambino. Singapore non la conosci adesso. Aspetta, vedete che anno è. Vediamo che anno è, che giorno è. Allora, brano dei Nuovi Angeli del 1972. Dai, non eri ancora nato. Raga, scusa. Tutto sommato non eri ancora nato, ma visto? ci via sta accanto, come diceva Allora, prima di tutto, giustamente. Andrea Ferrari. Non dire che, non dirlo, non dirlo. Ci stiamo avvicinando a Natale, non dirlo. Perché iniziare questa settimana? Già è lunedì. Già è lunedì e... Tosta. No. Dai, meglio questo, Con meglio quelle parole- faccio. Meglio faccio. quelle Non dire parole buona da settimana non- di feste. Da non dire. Grandissimo. E allora, poi Manu dice, ieri troppa supplenza, alcuni genitori in fase difensiva non ci hanno permesso di portare a casa i 3 punti. Davide, partita contro il Pisa, approcciata a Maluce, giocata sui binari del Pisa. A parte pochi sprazzi, il Cagliari non ha saputo approfittare di una superiorità tecnica evidente. Peccato, pesa questo pari. Salutiamo anche Manuel, buongiorno Luca e Francesco, buona settimana. Come da tradizione, prima di Natale non si vince. E Andrea ricorda... Però appunto, almeno non si è 1960. perso stavolta, Esatto. Ciao Marco, ben trovato. dai. Almeno. Eh sì, tanta amarezza per la partita di ieri. È vero, sul fatto che il Cagliari, posso dire, quando si è messo in testa di giocare alla sua maniera, il Pisa non riusciva comunque a controbattere. Però, il Cagliari si è specchiato ieri, possiamo dirlo? Sì, possiamo assolutamente dirlo. Tacchetti, giocate, no. Sarà una puntata tutta così, te lo sto dicendo. Grande, guarda. sono Te lo sto almeno dicendo. non metti il buon umore. Sono Esatto. contento di questo. Esatto. Chiedo magari poi anche alla nostra squadra visual, grafica e via dicendo, se si Grande può Robby. fare un meme con Luca Di Leonardo, con le facce di Luca Di Leonardo nei Nuovi Angeli di quelli che abbiamo visto prima, no? Quindi se riuscissimo, non lo so, entro fine... tu. No, Scusa, solo tu. No, è Solo come tu, solo perché io. tu sei perché- angelico. E beh, d'altronde. Da anziano ad angelico un attimo. Poi questa è una canzone del 72, io negli anni 70... Cioè, non ero proprio minimamente... Tu invece sei degli anni 70, quindi sì, te la prendi ebbene sì. tutta. Te la prendi tutta, Punto. quindi. Te la prendi, punto. Vabbè, stavi dicendo, scusa, che ti ho interrotto con questa... No, stavo dicendo sul perla fatto che comunque vintage. ieri il Cagliari ha letteralmente buttato i 2 punti e non è la prima volta, perché nelle ultime 3 gare in casa, è vero, ha battuto la Roma, quindi ci mancherebbe, però nella sfida contro il Genoa, nella sfida contro il Pisa, sei in vantaggio e la butti. Adesso col Genoa l'errore di Caprile, pazienza, ma è proprio l'impostazione. Ieri ti posso dire, Fra,
che a un certo punto sembrava di non vedere il Cagliari umile, battagliero, ma una squadra che si stesse specchiando su se stessa. Giochini, dai e vai, tanti dai e vai, errorini, tacchetti. Ha scritto bene oggi Roberto nell'editoriale. Così non è questa la strada per la salvezza. Aver battuto la Roma, aver avuto comunque la pacca sulle spalle contro Juventus, Napoli, Roma e Atalanta non vuol dire che sei salvo. E la partita di ieri ha fatto capire che non sei così forte da giocartela in ciabatte, qualora ci fossero dubbi. Io penso che l'atteggiamento completamente sbagliato di ieri peserà, nel senso che già sabato a Torino vedremo un altro tipo di atteggiamento, e non mi stupirei anche se vedessimo un'altra squadra, cioè proprio a livello di interpreti, di uomini, perché ritengo che la prestazione di ieri non sia piaciuta a nessuno, al di là dei, insomma, noi commentatori, dei tifosi presenti allo stadio e i tanti che l'hanno vista in TV, ma credo che non sia piaciuta neanche all'interno delle segrete stanze dell'Unipol Domus o comunque di Assemini, perché, ripeto, al di là di alcuni che comunque, perché poi non bisogna buttare come al solito, no, tutto in cacciara e soprattutto pensare che sia andato tutto male in assoluto. No, ci sono state comunque anche delle note positive, c'è stata la risposta ottima secondo me anche di alcuni giocatori che appunto erano un po' o in dubbio o comunque magari non centralissimi. Chilixoi su tutti, ma poi su Chilixoi credo che serva anche soffermarcisi a parte. Però io ho visto una squadra, cioè a me la cosa che preoccupa della prestazione di ieri è infatti, cioè è proprio il fatto della questa presunzione, questa superficialità anche in alcuni tocchi nella gestione di alcune situazioni. Cioè il Cagliari l'ha ribaltata, allora quindi una volta che l'ha ribaltata ha pensato, no, che oramai la partita fosse vinta. Sì. E ti dico, forse la squadra di Nicola e di Ranieri l'avrebbe vinta effettivamente la partita una volta ribaltata, no? Invece questa squadra di Pisacane sta avendo difficoltà a chiuderle le partite, perché non riesce a mettere 2 gol, e 2 gol sono tanti, di distacco, dico. Io sinceramente ve lo dico, ieri non so con chi ne stessi parlando durante la partita, a me sembrava la partita contro il Lecce dell'anno scorso, no? Cioè vai sotto e poi vinci 4-1. Mi sembrava quel tipo di partita sporca, partita in cui però poi entra Zappa e la squadra in qualche modo entrano Zappa e Idrissi, trova nuova linfa, la ribalti. Io ho pensato, beh, adesso il Cagliari si sistema là, il Pisa non segna manco con le mani, perché quello stava dicendo poi la partita, no? Perché comunque il Pisa ha creato anche le sue occasioni, non sarà stato insomma debordante come il Napoli, ok, però comunque le sue occasioni le ha avute. Però sinceramente pensavo che la partita si potesse portare assolutamente in porto dopo il gol di Chilixoi. E invece abbiamo assistito di nuovo a una squadra che pensa di averla già chiusa, ma in realtà poi continua a sbagliare, si siede, si culla un po' troppo sugli allori, e gli errori sono arrivati. Arrivano puntualmente. Cioè, gli errori poi sono arrivati puntuali, e Pisacane ieri ha detto siamo stati troppo ingenui, questo purtroppo è lo scotto di avere una squadra giovane che deve crescere. Sono totalmente d'accordo su questo. Però ieri secondo me è stato tradito il Cagliari non dai giovani, ma dagli esperti, dai giocatori di esperienza. E ieri io appunto, se devo dare una colpa, insomma una responsabilità a Pisacane, sta sicuramente nell'aver fatto giocare Mina. Poi a posteriori sicuramente è facile. Il problema è che Mina, cioè la gestione di Mina non è una gestione normale, perché Mina non è un giocatore normale all'interno del Cagliari.
cioè, su questo credo che siamo tutti d'accordo. E in una situazione normale un giocatore come Mina, che rientrava da un mese praticamente fuori, stava in panchina ieri e magari te lo preservavi per farlo giocare titolare con Torino, a Torino, ok? Invece non puoi fare questo, perché non puoi farlo, perché appunto il peso all'interno dello spogliatoio del gruppo di Mina, lo sappiamo qual è, e quindi insomma sono tutte leggerezze che io comprendo contro l'Atalanta, comprendo contro il Milan, comprendo insomma con chi con una squadra grande, con una big, contro una squadra con cui devi lottare fino all'ultimo per la salvezza, che devi, cioè il tuo interesse primario è quello di affossare il più possibile, ecco, non lo accetto, non lo accetto. Ripeto, la gestione della partita di ieri è stata primo tempo abbastanza negativo, secondo tempo decisamente meglio, però poi manca sempre quella capacità mentale appunto di essere dentro la partita e di chiudere la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ed è un qualcosa che sta tornando ciclicamente, perché è successo anche a Bergamo, se ci pensate, perché anche a Bergamo il Cagliari pareggia, la rimette in piedi, reagisce, in qualche modo la ribalta, anche se poi non la ribalta perché non ha fatto l'1-2, però ti aveva dimostrato di esserci. Però poi alla fine c'è sempre l'errore del singolo, è l'errore del reparto, è la lettura, no? Sbagliata di determinate anche ieri situazioni. non è stato fatto il fallo, cioè anche questa gestione del fallo, non riuscire a fare fallo in maniera intelligente, è preoccupante. È preoccupante soprattutto perché sei arrivato alla 16ª, cioè non sei più alla terza giornata. Esatto. Capito? E non è la prima volta che succede, tra l'altro. Esatto, e non è la prima volta che succede. Io ripeto, credo che la prestazione di ieri lascerà il segno. E che a Torino vedremo una formulazione in qualche modo rivoluzionata, formazione cambiata, una formazione diversa, una formazione con dei giocatori che magari ieri hanno avuto meno spazio e soprattutto perché Torino, già giocare a Torino non è facile. L'anno scorso il Cagliari ha preso una rumba clamorosa, quindi 2-0, ma poteva finire 5-0 senza particolari problemi. È un campo difficile, tifoseria calda, ok. Però il Cagliari ha un organico in grado anche di fare lo scherzetto al Torino. E secondo me può farglielo. Ci sta. Abbiamo il nostro primo ospite di oggi, lo facciamo entrare. Eccoci qua, ciao Giuseppe. Eccolo. Buongiorno. Come stiamo? Come va? Ah, benissimo, guarda, è 22 dicembre, dopo aver parlato con voi vado dal mio spacciatore di agnelli, il pescivendolo, come dicono quelli imparati, è già parlato, i regali sono quasi finiti, cioè, peccato che ieri abbia giocato in Cagliari, ecco. Vero, esatto, abbiamo fatto stato tutto perfetto, ma... quello che ha fatto. Purtroppo. Sensazione la mattina dopo, ecco, che del pericolo scampato, e non solo perché poi, come mi dice mia moglie, quando io vado in posti e lei non mi può seguire, prima o poi a Pisa devo tornarci, ma perché ieri si stava creando un gran bel trappolone che avrebbe ulteriormente reso complessa la classifica e questa lotta a salvezza. E tutto questo al di là dei meriti del Pisa, cioè io nei giorni precedenti ho cercato di sottolineare come non fosse un impegno scontato, per il semplice motivo che l'avete visto ieri in campo, lottano fino all'ultimo minuto, combattono su ogni pallone, sono ben organizzati
Però ieri il Cagliari, in quella mezz'ora di calcio che ha giocato nel secondo tempo, ha dimostrato di essere ampiamente superiore e non è stata, ahimè, capace di portare a casa una vittoria che avrebbe reso diverso il Natale sportivo e probabilmente avrebbe messo anche non dico un'ipoteca, ma avrebbe probabilmente reso molto più semplice la lotta salvezza. Ci sta assolutamente come visione. Io ne approfitto, ieri ne abbiamo parlato un po', Giuseppe, durante la partita, la sensazione che abbiamo avuto è che il Cagliari ieri quasi abbia sottovalutato la gara, nel senso che è stato un primo tempo ha sottovalutato. È stato un primo tempo dove se il Pisa fosse stato in vantaggio di 1 o 2 gol, anzi di 2 gol, nessuno avrebbe detto niente. Ok? Poi era in vantaggio 1-0, il rigore netto. C'erano dubbi anche a questo punto di vista perché c'era un problema con le immagini, però il rigore è assolutamente netto. Ok, la ribalti, quindi sei sul 2-1 e poi ancora una volta hai delle situazioni dove bastano dei semplici passaggi elementari, ovvero dal tuo compagno di squadra che probabilmente era sicuramente posizionato meglio, invece hai voluto fare la giocata singola e poi ancora una volta non hai la voglia di chiudere una gara e soprattutto non hai ancora una volta la percezione del pericolo, perché l'azione del 2-2 nasce da un'azione offensiva del Cagliari dove perdi palo in maniera clamorosa e soprattutto non riesci a fare un fallo, il classico fallo tattico che sembra quasi una parolaccia, ma ci sta al 94esimo che in qualche modo blocchi l'avversario. Invece, belle statuine. 2-2, applausi al Pisa, nessuna pacca sulle spalle al Cagliari. Assolutamente, ma sai, secondo me l'individualismo, la mancanza di furbizia di cui ha parlato il buon Pisacane a fine partita, tutte queste cose sono un elemento. Ieri l'elemento che è mancato, secondo me, è la personalità. E non a caso il giocatore con più personalità del Cagliari, vale a dire Mina, ha giocato la partita peggiore da quando è a Cagliari e ha giocato ed è stato in assoluto il peggiore in campo. Ieri è mancata una squadra capace nel primo tempo di rendersi conto che la partita era diversa da quella che aveva impostato, da quella che aveva programmato, e quindi tu dovevi giocare palla a terra, dovevi magari rallentare il gioco, ma con una serie di passaggi, senza cercare subito una giocata e senza esporre il fianco al Pisa, perché signori saremmo dovuti andare sotto al primo minuto, punizione di Tramoni, al secondo minuto punizione di Tramoni, Caprile respinge, palla finisce a Rodriguez per una serie di carambole fortunose, perché mentre al Bergamo abbiamo avuto le carambole tutte a nostra sfortuna, ieri ci sono state almeno 2 o 3 carambole, penso anche l'Eris al 91esimo, tutti a fuori del Cagliari. Comunque dopo 2 minuti saremmo dovuti andare sotto, quindi tu ti dovevi rendere conto subito che la partita poteva diventare un trappolone. Ma non si sono sentite le urla di Mina, non si sono sentite le urla di Caprile. Mina, che tra l'altro ieri è stato più volte pizzicato dal pubblico per la tendenza che ha a rallentare i giochi, a rallentare il gioco, a rallentare le ripartenze. E poi ecco, è mancanza di personalità quegli ultimi 10 minuti, quegli ultimi 12 minuti drammatici. Cioè, noi abbiamo rischiato di perdere ieri, abbiamo rischiato di trovarci con un clamoroso 3-2 contro la penultima in classifica, contro la squadra obiettivamente, tecnicamente, ormai le abbiamo viste tutte, più debole in assoluto del campionato. Ecco, una squadra che ha personalità questa cosa non se la permette. Non mi sento, rispetto al passato, io tendo sempre a fare un'analisi più del coro, di gruppo rispetto ai singoli. A me le pagelle non è mai piaciuto farle, dico la verità, anche perché allora devi andare, facendo le pagelle devi andare a dare un peso particolare al dettaglio, e a volte il dettaglio è anche frutto del momento e della casualità, quindi in genere tendo a fare un'analisi relativamente all'allenatore. Io ieri, per la partita di ieri, non mi sento di dare delle particolari colpe a Pisacane,
potremmo discutere al massimo del fatto di non aver impiegato Luperto in quegli ultimi 15 minuti famosi. Mettevi la difesa 5, la difesa 5 quella vera, non quella con Zappa Braccetto, e provavi a difenderla, anche perché si vedeva che il Pisa stava riprovando a dare il tutto per tutto. Ma escluso questo, ho poco da dire, ha messo su la squadra che andava messa per vincere, al netto di quella che sono i tanti margini, tanto lavoro che ancora deve fare, e purtroppo tanti in infermeria. Ieri c'è la palestra che finalmente non era mezzo tutto cioè era terzino destro di spinta, terzino fluidificante di spinta. Ieri c'era Fonoluccio che non faceva il trequartista o il terzo in attacco, faceva la mezzala box. Ieri c'era i 2 trequartisti che dovevano dialogare. Peccato che uno si è dimenticato di come si dialoga, perché Esposito avremmo vinto se Esposito non avesse avuto quella scelta sbagliata in 4 contro 2, eravamo già in porta. Fra? Sì, è un po' quello che dicevamo ieri, Giuseppe, cioè nel senso una squadra presuntuosa, una squadra egoista, una squadra che è superficiale, appunto perché pensava di avere già vinto, e invece poi alla fine così non è stato. Provo a guardare in prospettiva, perché io prima che tu entrassi, secondo me la prestazione di ieri lascerà il segno, nel senso che comunque io credo che insomma abbiamo visto altre rivoluzioni in passato nelle formazioni del Cagliari dopo prestazioni anche meno negative rispetto a quella di ieri, quindi mi aspetto anche una risposta da parte dell'allenatore e del gruppo. Contro il Torino, se giochi così, perdi 5-0 probabilmente, che è una cosa che la squadra non ha mai fatto in questo campionato, perché uno dei pregi che abbiamo sempre sottolineato è stato quello di tenere in piedi le partite fino all'ultimo momento, anche quelle che poi alla fine il Cagliari effettivamente ha perso, però non ha mai sbraccato, ecco, fondamentalmente. Invece l'impressione di ieri è che contro un Pisa, che hai detto bene, cioè visto che sappiamo essere una squadra senza grande tecnica, senza grande individualità, però Gilardino è stato più furbo, cioè giochiamo attenti, giochiamo intensi e giochiamo soprattutto fino all'ultimo pallone e vediamo quello che succede. Direi che questo andava fatto anche dal Cagliari, perché se il Cagliari avesse fatto questa stessa partita, quel tipo se avesse avuto quel tipo di atteggiamento, allora sì, a quel punto avrebbe fatto valere la differenza tecnica che c'era in campo ieri con il Pisa. Invece questo non è stato fatto. Ed è questo un po' uno dei limiti di questa squadra, cioè che manca quella solidità e quella lucidità, lo diciamo dall'inizio del campionato, che però, ripeto, tra Genoa e Pisa hai perso 4 punti in casa e non sono pochi, soprattutto perché tu all'inizio del campionato gli scontri diretti li vincevi anche con prestazioni brutte e soprattutto anche a casa degli altri. Invece adesso no, quasi braccino, le hai in viene da dire. trasferta, tra l'altro, giusto per... Esatto. Sì. No, sicuramente il Cagliari purtroppo negli ultimi mesi fa un minimo passo avanti, ma poi subito dopo fa un passo indietro. È altalenante. Io penso che se giochi con questa squadra a Torino, ma con un'altra testa, tu la partita te la giochi. Perché abbiamo visto gente che comunque il pallone tra i piedi lo sa dare, lo sa tenere. Mi è piaciuto molto Gaetano, veramente estremamente positivo, che è anche uno di quelli che secondo me a livello di mentalità sta facendo il salto di qualità. Esposito, signori, ieri è da 4,5, ma i piedi ce li ha, e come ce li ha. Il ragazzino, il turco, che ancora c'ha 3 kg di sovrappeso, però signori, io non gli ho visto sbagliare un pallone, forse Luca uno ne abbiamo visto, un appoggio sbagliato. Ha avuto 2 sole palle, una ha sfiorato il palo, l'altra ha segnato. Quindi a livello, è una partita difficile da interpretare anche in prospettiva a Torino, perché se vai a vedere il Cagliari le sue cose le ha fatte,
non è stato capace di essere costante all'interno della partita, così come non è capace di essere costante all'interno di questo campionato. Cioè, ieri ti bastava mezz'ora e il Pisa lo schiantavi, lo mettevi al tappeto 3-1. Invece poi rischiavi di prenderne delle altre. Se tu giochi con quell'intensità di quella mezz'ora, lo giochi tutta una partita, te la giochi con tutta. Perché in quella mezz'ora era il Cagliari di Bergamo, era il Cagliari della Roma. Piuttosto perché quando tu ti trovi contro il Verona, quando tu ti trovi contro il Pisa, quando tu ti trovi contro il Parma, perché anche la partita del Parma fu una brutta partita nonostante la vittoria, tu giochi così. È evidente un problema di gruppo, ma non di gruppo nel senso non siamo tutti insieme, di gruppo a livello di testa, di determinazione e di concentrazione. E questa È quasi purtroppo è una peggio. merce. Sì, molto peggio. E questo purtroppo è una merce che non puoi comprare al calciomercato, Certo. che è difficilissima da trovare al calciomercato. Noi abbiamo avuto la fortuna 2 anni fa con Ranieri di trovarla con Mina, ma Mina adesso è un periodo che non riesce più a dare tutto questo. Speriamo, perché poi adesso comunque sì, rivoluzione secondo me, perché secondo me arrivano più del centrocampista e forse del mezzo attaccante a partire dal 1 gennaio, ma anche quello è un rischio, perché cambiano gli equilibri, cambiano tante cose. Ci siamo messi in una situazione in cui non dovremmo essere. Non ci dovremmo essere. Ci siamo messi per colpa un po' dell'immaturità dell'allenatore, un po' per colpa dell'ambiente che tutti quanti noi siamo forse troppo inclini ad esaltarci e facciamo dei drammi per ogni singola cosa che non va. In particolare in questo momento, secondo me, per come si stanno comportando i calciatori. Vero. Una nota, io stavo ragionando l'anno scorso, c'era stata un momento, adesso non mi ricordo quali erano le partite in casa, però a memoria mi ricordo sicuramente la trasferta, ovvero Udinese-Cagliari. Era un momento in cui il Cagliari arrivava da vittorie, arrivava da prestazioni e mi ricordo che in generale sì, a Udine, non dico che si passeggia, però a Udine per i 3 punti. Ecco, la settimana dopo le pacche sulle spalle delle partite contro le big, contro il Pisa, contro il Pisa si vince, prestazione, vincere e convincere, e invece, che era un'idea in generale, però poi l'hai vista sul campo. Ed è questo l'aspetto, secondo me, negativo, ovvero un conto è il tifoso che comunque sogna, ci sta, insomma, è una partita importante, prima di Natale, la devi vincere. Ma quando poi la vedi nel campo, sul campo, da parte di giocatori che comunque hanno un'esperienza, perché Rodriguez, che non abbiamo ancora nominato oggi, che comunque ha fatto sicuramente un'ottima partita, è un 2005. E ti accorgi che lui in difesa ieri è stato probabilmente, anzi sicuramente il più concentrato, il più attento, quello che ha messo più grinta. E non basta dire uruguaiano, no, Sì. perché una partita del genere, la garra, devono averla tutti e 16 i giocatori che entrano in Ma campo. questa è la conferma del fatto che non sono i giovani il problema di questa squadra. Esatto, Cioè, esatto. Volevo arrivare proprio a quello, esatto. eh, Capito? Quando si che non è il dice rapporto dell'allenatore con i giovani, anzi, cioè, è con gli altri, l'allenatore con i giovani purtroppo. ne capisce molto più di noi e di chi è, probabilmente anche di molti del suo staff. Il problema è la gestione dei grandi, è la risposta dei grandi. Perché ieri, appunto, sarà uno dei cartelli anche, no? Sì. Di Cagliari Social Arena di stasera. Cioè, il problema sono i grandi. La prestazione di Adoppo, la prestazione di Mina, lo stesso Esposito che ha 22 anni, 23 anni, ma vi Tanta ricordo, io esperienza, certo. lo considero un big, visto che lui ha iniziato a girare quando aveva 16 anni. Insomma, perché Gli anche il under fallo... 23. C'è anche l'ingenuità del fallo da rigore di Adoppo, cioè, oramai sapendo che ti fischiano tutto e che soprattutto poi lo vanno a rivedere da 75 angolazioni, Certo. insomma, anche intervenire con entrambe le braccia mi sembra abbastanza, braccia alte, mi sembra esattamente, insomma, non un'idea furbissima, ecco, da quel punto di vista. Però, Sì. ripeto, la cosa che a me ieri non è piaciuta è questa superficialità un po' generale, ecco, nella gestione di alcune ripartenze, nella gestione di alcuni calci piazzati, nella gestione
dei falli, cioè il fatto di non riuscire a fare falli intelligenti invece di fare prendersi magari dei gialli sempre poco intelligenti. Il caso di Adopo, lo ripeto, di ieri, è abbastanza eloquente. Cioè, boh. Questa squadra fa un passo avanti e poi ne fa due indietro. Ecco, questa è la cosa strana, che è qualcosa che già succedeva, se vi ricordate, gli anni scorsi. Però quest'anno teoricamente si pensava che da questo punto di vista la situazione sarebbe dovuta essere migliore, ecco. E invece si continua a fare così. Comunque, no, parliamo di... no, vai. E poi no, anche perché quest'anno la squadra è migliore, cioè da un punto di vista tecnico la squadra è decisamente superiore rispetto a quella dell'anno scorso, nonostante manchi piccoli. Però questa è una squadra più forte, ecco, ci si aspettava di tutto, di più, ecco, non di tutto, di più rispetto a quello che stiamo vedendo in campo. Ed è anche un peccato perché secondo me se tu arrivavi alla fine di questo girone d'andata con qualche punto in più, anche alcune trattative di mercato sarebbero state più semplici da portare a casa, ecco. Però purtroppo dobbiamo vedere quello che è il risultato attuale. Non è colpa dei giovani, quando si dice devi aspettare dalla squadra giovane questi passaggi, perché come hai detto giustamente tu, sono i grandi che stanno creando il problema. Esatto. Tra l'altro 5-6 punti secondo me, io continuo a dire, questa squadra li ha lasciati per strada proprio in maniera facile, perché ovviamente tutti noi pensiamo al Genoa e chiaramente alla partita di ieri col Pisa, ma pensate al punto di Bergamo, pensate alla sconfitta contro il Sassuolo, che appunto è arrivata con 2 gol più che evitabili, ma tante partite, perché sì. Poi alla fine secondo me Verona stesso, insomma, hai giocato un quarto d'ora e pareggiato, hai fatto 2-2, un quarto d'ora abbiamo giocato. Sì. Ripeto, secondo me 5-6 punti li hai lasciati per strada. L'unica cosa è che appunto io spero, ecco, e poi andiamo sui singoli, spero sinceramente che questa squadra ci stupisca, appunto, magari visto che ha lasciato del terreno alle avversarie negli scontri diretti, ci stupisca a questo punto contro le big, perché già essere riusciti a vincere contro la Roma è un buon segnale. Magari vorrà dire che questa squadra riuscirà a fare punti importanti anche in trasferta e anche in casa delle big. Cioè, mi sembra una squadra in grado di tutto, capace veramente di tutto. E questo è sicuramente un vantaggio e anche uno svantaggio poi in determinate situazioni. Negli scontri diretti i punti sono esattamente 8 in questo momento, sono 9 scusatemi, 3 contro Parma e Lecce, 1 contro Verona, Genoa e Pisa e 0 contro il Sassuolo. Quindi questo è il cammino in questo momento, togliendo Udinese, insomma, perché l'Udinese no. Hai incluso la Fiorentina? No, nemmeno la Fiorentina. No, non ho incluso la Fiorentina. Non la includo neanche la Fiorentina, anche perché credo che dopo la partita di ieri qualcosa starà cambiando anche nella gestione generale e mi fermo qui, diciamo così, non vado oltre perché la partita di ieri, insomma, vabbè, qualche dubbio lo lascia. Giuseppe, andiamo sui singoli, perché ovviamente hai parlato di Kilixoi, che è il giocatore della partita fondamentalmente, perché quando l'abbiamo visto titolare tutti noi abbiamo pensato oggi si sblocca, ed effettivamente così è stato. Ti chiedo un giudizio sulla sua prestazione, che se già in questa foto si vede, insomma, abbastanza evidente che ancora la forma fisica, dov'è? Eccola qua, che la forma fisica sia migliore, sia ancora da recuperare, ecco. Sì, ma poi io e Luca abbiamo avuto il piacere di vederlo giovedì in un campo ancora più piccolo, e così si toccava con le mani, si poteva vedere benissimo che il ragazzo ha ancora problemi di forma fisica, e si è visto poi ieri in campo, perché obiettivamente ogni volta che si è dovuto trovare a scattare piuttosto che rimontare, lui era più lento, non più lento, più legato, più appesantito rispetto agli altri. È stato però messo, attenzione, ieri, in una posizione che poi è la posizione in cui lui ha fatto faville 2 anni fa, quando mezza Europa lo seguiva al Besiktas. È stato messo punta centrale.
Noi siamo abituati alla punta centrale, mi stava dicendo punta centrale di peso, e avevo poco fa parlato comunque, alla Boa, alla Torre, lui Torre non è, però si è frizzato? Sulla torre tiri di Chilixoi. Sulla torre di Pisa. Sì. Eccoci, ti abbiamo recuperato. Eccoti. Ok, fuori di un livello superiore rispetto a quelli che hanno tanti giocatori, e in particolare al Cagliari. Ieri, ripeto, lui ha fatto 2 tiri verso la porta, uno in porta, uno verso la porta, in uno ha sfiorato di 10 centimetri, in uno l'ha messa dentro facendo la stessa azione, ossia tocco, me la sistemo sul destro e calcio. Il ragazzo, io spero, ecco, che poi è stato secondo me uno degli errori di Pisacane in questo giro di andata, che gli si dia continuità già sabato prossimo. Non rimettiamolo in panchina. Si è visto che Borrelli ieri, si vedeva anche come si muoveva ieri, non doveva neanche giocare Borrelli, ma non per una questione di qualità, perché si vedeva proprio che non stava bene. Sì. Gli contesto quella sostituzione per giocare per questo. Calcione. Visto che di falli intelligenti da fare, cioè. Bravissimo. E quello era un fallo giusto. Era un fallo giusto, cioè quello deve così lo blocchi subito sul nascere. Cioè, poi si può discutere sulla sportività di questo tipo di situazioni, però, cioè, ragazzi, fondamentalmente è quello. Sport, questo sport è fatto di queste cose. Cioè, no, ma ovunque è fatto di queste cose, ragazzi. Cioè, quindi. E quindi mi auguro che c'è sabato, non domenica, contro il Torino ci sia la controprova, che prenda continuità, perché ieri ha fatto una gran bella partita, non sbagliando praticamente niente, l'ho visto sbagliare un appoggio, non è ancora secondo me cercata abbastanza la squadra, in alcuni casi aveva fatto dei movimenti, bravissimo tra l'altro nel fare dei movimenti, nonostante, ripeto, non vada al 100% a livello di velocità, bravissimo a muoversi senza farle, a liberarsi, è una cosa positiva. Poi ecco, purtroppo c'è Chilixoi o decide di giocare al Cagliari o penso che stia perdendo un anno della sua vita. Se vuole fare il Balotelli che perde gli anni, che ha perso tanti anni di calcio, deve dare il massimo adesso, però bisogna anche dargli l'opportunità di giocare. Bisogna dargli palloni soprattutto in quella zona, perché dalla lunetta in giù, quella è la sua zona, credo che ieri lo abbia dimostrato. Poi va detto anche una cosa, è chiaro che non sempre troverai di fronte una difesa come quella del Pisa, che ti lascia quello spazio, perché io credo che già se appunto, come tutti noi ci auguriamo, possa giocare nuovamente titolare contro il Torino, io credo che già verrà marcato in maniera diversa rispetto a come è stato marcato ieri, perché sul gol lì la difesa del Pisa gli lascia colpevolmente 2 metri e non glieli puoi lasciare, mi pare evidente, ma forse lì avrebbe segnato anche un altro al posto di Chilixoi, quindi va detto questo. Poi sicuramente in tanti mi hanno fatto notare quanti pochi palloni appunto gli siano stati dati ieri, quasi come se non glieli si volesse dare, e io questo non lo so, mi sembra qualcosa di dietrologico, ecco, che non va nella mia... non c'è sicuramente un complotto per Chilixoi, semplicemente esatto. La squadra anche con lui in campo tendeva a giocare con i palloni alti, se c'è lui devi giocare palla a terra. Esatto, e quindi insomma fondamentalmente bisognerà capire. Poi un'altra cosa, in tanti dicevano ma se ci fosse stato Pavoletti magari non avrebbe giocato. Ancora più importante il fatto che abbia trovato il gol in una situazione del genere, perché insomma hai dimostrato effettivamente di poter essere utile alla causa. Poi sul fatto che potesse giocare da prima, secondo me sono polemiche che poi alla fine lasciano il tempo che trovano, perché tanto in ogni caso non avresti mai avuto la controprova dall'altra parte. Quello che a me interessa
sicuramente che sia un giocatore recuperabile, recuperato alla causa. Speriamo che anche mentalmente il gol di ieri lo faccia sbloccare. Vedo che ci ha raggiunto il secondo ospite di oggi. Giuseppe, tu hai tempo oppure devi lasciarci? Chi è il nostro ospite, così lo saluto? Ivan Paone. Ciao, vabbè, allora mi fermo almeno 10 minuti, poi vado nello spacciatore di agnelli. Però esatto. Un paio di minuti con Ivan. Abbiamo il nemico in casa. No. Aspetta, guarda, mettiamo anche una a fianco all'altro. Mettiamo anche una a fianco all'altro. Come stai, Ivan? Molto bene, grazie. Chiedo anche a te, ovviamente, chiediamo anche a te un commento sulla partita di ieri, intanto. Insomma, intanto il risultato è stato giusto alla fine, perché il Pisa ha avuto delle buone occasioni sia in apertura di gara che nei minuti di recupero, perché il Cagliari ha rischiato addirittura il tracollo allo scadere dei 5 o 6 minuti di recupero, non ricordo. Un Cagliari così nel primo tempo, poi Pisacane ha messo a posto un po' di cose e ha tenuto il Pisa a bada per quasi tutta la ripresa. Tant'è vero che poi il vantaggio per 2-1 è la sintesi del controllo che il Cagliari aveva assunto sulla gara, però poi Gilardino è stato bravo, forse anche fortunato, che ha azzeccato 2 cambi, perché ha messo 2-3 cambi, perché ha messo dentro 3 giocatori che sono entrati benissimo e non è scontato, che hanno messo in grave crisi il Cagliari, e di conseguenza il risultato finale rispecchia un po' l'andamento della gara. Certo è che il Cagliari deve sistemare la fase difensiva, perché è una squadra che deve salvarsi, sta vincendo 2-1 in casa a pochi minuti dalla fine, non può concedere un contropiede alla squadra avversaria in uno scontro salvezza. Quindi se il Cagliari non sistema le cose dietro, e questo non significa solo difesa, ma significa l'atteggiamento di tutta la squadra, in particolare il centrocampo, non sarà facile salvarsi. Ivan, ma come mai secondo te il Cagliari, dopo che era già successo contro il Genoa, dopo che è successo anche con l'Atalanta, perché poi di fatto dopo averla rimessa in piedi poi ha subito un gol banale che poi ha costato la sconfitta ed è costato un altro punto, è successo anche ieri, perché il Cagliari una volta che si trova in una condizione positiva in quest'ultimo periodo poi non riesce a portarla a casa? Intanto la squadra era sbilanciata, perché naturalmente Pisacane per recuperare lo svantaggio ha inserito giocatori più offensivi, quindi il centrocampo era meno ermetico. È anche però una questione di mentalità, insomma, se ci mettiamo, se i giocatori del Cagliari si mettono in testa che devono dare l'assalto alla porta avversaria, che devono fare gli inserimenti, che il gioco è solo dalla 3/4 in su, non ci siamo. È evidente, e questo è successo anche nel primo tempo. Il Pisa ha avuto 2 o 3 ripartenze con la difesa del Cagliari sguarnita a fare un 1 contro 1 con Mina, portato molto lontano dalla sua area, e non è la condizione ottimale per Mina, che è bravissimo, formidabile negli spazi stretti quando sta appiccicato all'uomo, quando si trova avanti attaccanti a campo aperto va in sofferenza, tanto più con una condizione fisica ai limiti dell'accettabile, perché Mina va alle spalle, o meglio sulle gambe, un solo allenamento con il gruppo dopo un lungo infortunio. Questo è da tenere in considerazione. Quindi i vari Folonuscio, ma anche Esposito, Palestra e compagnia cantante devono mettersi in testa che in fase di non possesso bisogna correre all'indietro, serrare i ranghi, mantenere le distanze e creare compattezza, densità, come dicono quelli bravi, per non lasciare la difesa esposta agli attacchi avversari. È una questione di mentalità, di atteggiamento, e Pisacane l'ha fatto capire ieri. Luca? Io faccio un po' una domanda sia a Giuseppe che a Ivan su quello che sarà. Ivan, sto cronometrando, Ivan. Attenzione alla domanda. Perché io no. Giuseppe, vienimi incontro. Vado a prendere il caffè. Alexa, cronometra. Perché Luca è semplicemente no, che se no perdiamo tempo. Europeo di domanda lunga. No, che cosa ci dobbiamo aspettare a questo punto, visto che contro le big il Cagliari fa una bella figura e pacca sulle spalle, ma contro le dirette concorrenti
fa tanta fatica. E visto che le prossime saranno Torino, Milan, Cremonese e Genoa, che futuro ci aspetta al di là del mercato? Attenzione, al di là del mercato. Giuse, inizia da te. Da soffrire. Ci sarà da soffrire, perché se tu non vinci quelle partite, signori miei, è dura. Perché è vero, puoi giocare bene, cioè, abbiamo ricevuto delle belle pacche alla fine di Bergamo sulle spalle, però abbiamo portato a casa 0 punti. Queste sono le partite da vincere, punto, cioè sono telegrafico, non c'è tanto da stare a girare. Pisacane deve far capire. E ripeto, come l'abbiamo visto in conferenza stampa, come l'abbiamo visto nell'allenamento, lui sembrava molto sul pezzo, avere ben chiara l'idea di questa cosa. Poi invece non so che anche arriva, perché siano scomparsi in campo non si è vista questa determinazione. Beh, insomma, il collega ha detto, Giuseppe ha detto cose sacrosante. Tu hai detto bene, Luca, contro le grandi, ottime prestazioni. Quanti punti? Me lo ricordi? No, 3 punti con la Roma, fine. Appunto. Capito? Pacca sulle spalle. Il Cagliari ha beccato la Roma nella sua peggior giornata. Sono già più di quelli dell'anno scorso, comunque. Esatto. Che sono già più di quelli. Con le grandi è facile che le squadre di media piccola levatura come il Cagliari facciano delle belle prestazioni, poi tornano a casa con tante belle pacche sulle spalle, magari con qualche applauso ironico del pubblico avversario e senza punti. Quindi la salvezza va costruita vincendo gli scontri diretti. È stato così anche l'anno scorso, perché l'anno scorso poi, adesso io non ricordo i conti, ne avevo fatti poi, alla fine con le squadre della parte sinistra della classifica il Cagliari mi pare abbia conquistato 5-6 punti, quindi è evidente che i mezzi passi falsi con Genoa, Sassuolo e Pisa peseranno notevolmente sul risultato finale. Quale sia il motivo di questa, Giuseppe un po' proditoriamente mi mandava la palla nel mio campo, perché non lo so, agli amici a questo serve, ma io l'ho già definito come avversario dall'inizio, quindi me l'aspettavo. Io non lo so, bisognerebbe chiederlo a Pisacane, perché però quando non sa una cosa o non vuole dirla, dice chiedetelo ad Angeluzzi, perché ieri gli è stato chiesto al DS Angeluzzi, gli è stato chiesto di Luperto, lui ha detto no, io ho fatto la scelta tecnica, chiedete a Angeluzzi. A me è venuto da dire e quando è la conferenza stampa di Angeluzzi, perché quando è che glielo chiediamo in buona sostanza. Certo è che è un problema di mentalità, ma evidentemente Pisacane ancora non è riuscito a far scattare questa molla. Il Cagliari che si piace, che fa i colpi di tacco, che alle volte riescono come a Bergamo e va tutto molto bene, i tiri a giro di Chiriksoi, eccetera, anche Chiriksoi ieri si è esibito un bel colpo di tacco, però alla fine il Pisa, che non mi ha fatto una grande impressione, però ha avuto una grande determinazione, ha una grande fisicità, ha portato via un pareggio sacrosanto, andando persino vicino alla vittoria. Io direi una cosa, aggiungerei una cosa. Vai. Vi leggo queste cose: Inter Cagliari, Cagliari Atalanta, Bologna Cagliari, Cagliari Udinese, Cagliari Torino, Milan Cagliari. Queste sono le ultime 6 giornate che c'è il Cagliari. I punti li dobbiamo fare adesso, i punti li dobbiamo fare li dovevamo fare da ieri fino a gennaio, perché abbiamo un finale di stagione tremendo, le ultime 6 partite, poi vabbè, gli equilibri cambiano, tante cose cambiano. Però attenzione, perché quest'anno non abbiamo le 2-3 partite, non abbiamo il Venezia, non abbiamo queste partite il Verona, non abbiamo queste partite come l'anno scorso che ci permettono di fare quello sprint finale. Il Cagliari ha necessità, secondo me, di scavallare bene il mese di gennaio. Da qui fino alla partita del 27 di gennaio con la Fiorentina c'è da cercare di fare il massimo dei punti, per non trovarsi poi veramente in una situazione complicata con una squadra mentalmente debole come quella che abbiamo visto in particolare ieri, perché prima non c'era, io ho dato più un problema di mentalità rispetto a quello che è la mancanza di fulmine, cioè proprio mancanza di personalità. Ma intanto io, se mi permettete, sposto Giuseppe dalla colonna degli avversari a quello degli amici, perché no,
Perché tanto mi ha dato lo spunto per il pezzo di oggi. Vedi? La domanda. Allora, questa cosa di campionato avvelenata, allora se noi facciamo la stessa domanda a Pisacane, ci risponderà, ma le partite prima o poi le devi affrontare tutte. Ho capito, va bene, ma una cosa è affrontare queste squadre forti nel finale di campionato, quando tutte hanno un obiettivo a portata di mano e non possono concedere niente. Altra cosa è affrontarle in altri momenti del campionato, quando magari qualcuna di queste è impegnata in Coppa, quando qualcuna ancora non ha individuato bene l'obiettivo. Ci sono momenti e momenti, conteranno poi anche squalifiche e infortuni, noi non possiamo sapere poi se queste squadre avranno assenze pesanti in quel momento di campionato. Qua siamo nelle mani, insomma, del caso. Però le partite non sono tutte uguali. Non è vero che i 3 punti, che ci sono sempre in ballo i 3 punti. Una cosa è cercare di andare a prendere i 3 punti a Milano contro l'Inter, una cosa, come ha ricordato giustamente Giuseppe, a Verona l'anno scorso e a Venezia, e col Venezia in casa. Sono stati quei 6 punti poi che hanno dato la salvezza al Cagliari. Ma se il Cagliari poi dovrà giocare, adesso non ricordo più quali siano le partite, ma partite impegnative nelle ultime 3-4 giornate, la salvezza va costruita prima. Sì, detto che però poi secondo me rispetto all'anno scorso per esempio e a 2 anni fa, questa squadra è quello che dicevamo prima, no Ivan? Cioè questa squadra è capace di tutto, mentre le altre secondo me avevano più difficoltà anche per come erano state costruite, perché avevano molte meno alternative. Questa è una squadra che comunque sulla carta, sia chiaro, però anche per quello che abbiamo visto finora ha delle capacità che probabilmente quella dell'anno scorso non aveva. Cioè l'anno scorso tu segnavi con Piccoli, segnavi con Zortea, spaccia sul gioco, cioè ok. Quest'anno l'impressione, almeno finora, è che tu possa avere effettivamente più armi da poter utilizzare. L'unico problema però è questo, cioè perché tu le armi le puoi anche avere, ma se non le sai usare, se non le usi bene, poi alla fine il discorso è quello che facevi tu prima. Io penso veramente che questo Cagliari possa fare bene anche in partite che magari per l'anno scorso, 2 anni fa, sembravano da pronostico chiuso a sfavore del Cagliari. L'importante però è che si svegli, cioè che questa squadra capisca effettivamente di poterlo fare e che non si accontenti, perché ieri era la prova del 9 a livello mentale ed è stata floppata clamorosamente, perché noi abbiamo fatto una settimana a dire la partita col Pisa è quella più difficile dell'8. Qualcuno mi ha anche preso in giro perché dicevo questa cosa. Sì, ma se ti preoccupi per il Pisa allora cambiamo mestiere. E vabbè, però così è, perché era la trappola, era la trappola perfetta. Il Cagliari c'è cascato con tutti e 2 i piedi, proprio è entrato, è riuscito a uscirne in qualche modo, ok, perché non c'è rimasto dentro, però intanto si è sporcato, perché è caduto nella trappola di fango che era la partita contro il Pisa. Però questa squadra, se si sveglia, ha delle individualità che sono in grado di poter fare bene. Per esempio, ieri si è sbloccato Foloruncio, speriamo chiaramente che non si sia fatto male in maniera seria, perché sarebbe una disdetta clamorosa, soprattutto anche una sfiga incredibile per la dinamica, perché veramente io non so voi che siete più esperti di me, però quante altre volte vi è capitato di vedere infortuni come quello, cioè che è un giocatore che sta andando per inerzia proprio, no? Sta seguendo, però al netto di questo, Ivan, partita contro il Torino, come la vedi? Va bene, intanto ti ringrazio per la breve domanda che mi hai rivolto. La domanda è breve. No, la domanda è breve, non sto scherzando. C'era prima una spiegazione. Era la considerazione precedente che era. Infatti, no, per me non era ironica questa volta. Allora, però una puntualizzazione su quello che hai detto, è vero, tutto quello che hai detto, però secondo me io sono un po' all'antica. A me piace vedere la squadra tipo. Qual è la squadra tipo del Cagliari? Vattene la pesca. Gaetano è un titolare o è una riserva? Il centravanti titolare del Cagliari chi è? E via discorrendo. L'assetto del centrocampo qual è? L'assetto della difesa qual è? Visto che
ieri ci sono state 2 bocciature clamorose, che sono quella di Luperto, un intoccabile che è ormai diventato un partente, perché non vedo altra spiegazione, e Prati. Quando il Pisacane ha dovuto sistemare il centrocampo, ha fatto ricorso a Mazzitelli, che sinora aveva giocato 5 minuti in tutto il campionato, o giù di lì. Quindi è questa cosa che ancora non si capisce bene quale sia veramente l'11 base, che poi varia a seconda di scadimenti di forma, infortuni, squalifiche, non c'è. La formazione dell'Inter io la so a memoria e sono un anti-interista per eccellenza. Sono un anti-juventino per eccellenza, ma so a memoria la formazione della Juventus. Per non parlare quella del Milan che non cambia mai. Io credo che un po' più di certezze la squadra dovrebbe avere, perché questo ruotare di uomini secondo me non fa bene per avere una stabilità. Il Torino è una squadra abbastanza enigmatica, è contestato, meglio è contestato Cairo, ha fatto figuracce, però anche buone prestazioni. Ho visto parte della partita col Sassuolo, niente di straordinario, però ho visto compattezza, pericolosità offensiva, non ha concesso niente al Sassuolo, ha vinto sul rigore, un rigore tra l'altro giusto, al termine di un'azione pericolosa, non come quella di ieri del Pisa, non c'è nessuna pericolosità, dopo purtroppo è stato ingenuo, e quindi non sarà una partita semplice. Deve il Cagliari riacquistare immediatamente la mentalità di cui abbiamo parlato, quindi grande umiltà, chiusura degli spazi, compattezza e poi capacità di rovesciare l'azione, che anche ieri ha dimostrato, anche con una genialata a un certo punto di Caprile, che è uscito ai limiti della propria area su un fallo laterale e poi ha innescato Esposito per un grande contropiede, lo ricorderete, che poi è stato concluso da Gaetano con un bel tiro. Questa è la strada, ma non sarà certo una partita semplice. Giuseppe, secondo te gioca Prati a Torino? No, ma no, perché se giocasse Prati, allora veramente sarebbe confusione totale. Fu così che Prati sarà titolare. Però Ivan ci ha abituato lui. È anche possibile, visto che ieri è stato escluso Luperto ed è stato fatto giocare Mina, che ha fatto la peggiore prestazione da quando è qui al Cagliari, almeno da quello che ho visto io dall'anno scorso a quest'anno. Insomma, ieri la difesa doveva essere Rodriguez, Luperto. Se la logica, se il calcio ha una logica, cioè un giocatore assente da 3 partite che fa un allenamento con la squadra schierato titolare è stato un errore. Prati, che è stato messo in panchina e non utilizzato neanche a partita in corso a favore di Mazzitelli, vuol dire che è al momento bocciato e quindi deve sedersi in panchina in attesa che riordini le idee, riprenda condizione, capisca che cosa può dare e venga magari impiegato. Ma se io lo vedessi in campo sarei francamente sorpreso. 80 minuti per Mazzitelli, Ivan. Comunque sono andato a guardarmi il dato, fin qui compresi i 27 partite di ieri. Sì, che poi in realtà sono 6 partite, 6 presenze totali. È un numero che dà ancora di più una misura della bocciatura di cui parla Ivan, di Prati. Cioè, in questo momento dovevi fare, hai messo un giocatore che finora non hai mai utilizzato e che sappiamo benissimo è un altro di quelli che potrebbe lasciare Cagliari a gennaio. Quindi sì, Prati è forse una delle peggiori bocciature in assoluto. Mi dispiace un po' perché io non ho visto male Prati in questo inizio del campionato, però evidentemente quello che si aspettava la società, quello che si aspettava l'allenatore non è riuscito a metterlo in campo. Non a caso stiamo cercando, da quello che si capisce, più dei centrocampisti che degli attaccanti. È vero. Nel calciomercato. È vero, ma Brescianini è una pista proprio per questo motivo. Sì, lui per caratteristica sarebbe... Ci metto 6 firme, non 5. Lo cerca anche la Lazio, perché è tutto perché è un giocatore che ti alza in maniera importante anche la cifra tecnica del centrocampo.
anche perché De Iola al momento non ha sostituto come caratteristiche. Insomma, può essere che ci sia una squalifica, uno scadimento di forma, la sindrome dell'unghia nera. A centrocampo non ci sono. Ieri ha fatto giocare, scusate, ma adesso ha parlato in Mazzettelli, ma ha messo dentro Cavuoti e non Prati ieri, Pisacane. Sì, Cavuoti. Sì. Che tra l'altro non ha fatto nemmeno male Cavuoti, attenzione. No, ma per carità, però Cavuoti 5 minuti in Serie A, non 5 minuti col Cagliari, 5 minuti in Serie A. Ieri l'ho controllato. Ha giocato 5 minuti in Serie A, quindi più bocciatura di questa non vedo. Sì. Vedremo anche da quel punto di vista. Gioca Kilixoi a Torino, Ivan? Allora, anche qui. Allora, la logica direbbe sì. Intanto voi ne avete parlato prima che io entrassi, vi sentivo. Kilixoi ha fatto discretamente bene. Primo tempo un po' ignorato per 30 minuti, poi ha ricevuto 3 palloni, ha fatto 2 buone sponde, un tiro bello ma centrale e uno molto bello che ha sfiorato il palo. Secondo tempo ha ugualmente giocato di sponda e poi ha fatto un gran gol. La logica dice tutta la vita in campo, sfrutta il momento, sfrutta l'esaltazione. Però poi io ho notato che Borrelli fa gol certo. e finisce in panchina, Gaetano fa 2 gol di fila e finisce in panchina, quindi ti dico che Kilixoi non gioca domenica. Però secondo me è un errore, ma gioca, sfrutta il momento, poi magari non regge perché i giovani possono anche non reggere, va bene, lo sostituisci, però per logica io lo metto in campo. Sì, anche io. Poi vada come va. Più che altro proprio anche perché ti ha dato la dimostrazione del fatto che è ancora lontano dalla condizione migliore, ma questa condizione migliore non arriverà mai se non gioca, quindi ci sono le solite problematiche, no, di queste gestioni di questo tipo di giocatori. Ma anche questa di Gaetano è una gestione, cioè poi schierato un po' trequartista, un po' mezzala, nei due a centrocampo. Sì, nei due a centrocampo non va bene, secondo me non va bene. Va scelto un sistema di gioco e poi scelti i giocatori e sostituito i giocatori ruolo per ruolo. E ancora Gaetano non ho capito che cosa è. Pisacani dice che deve stare al centro del gioco e mettilo al centro del gioco come hai fatto a Como, poi lo fa giocare attaccante, trequartista e poi nei 2 centrocampo come diceva Luca. Insomma, questo Ander Rivieni Messi ha giocato sempre nello stesso ruolo, ed era Messi, poteva giocare anche difensore centrale. Sì. Io pochi ne conosco giocatori che dove li metti. Io ricordo Massaro che ha fatto di tutto tranne il portiere, ha fatto il terzino, l'ala, il centravanti, ma è un caso che lo ricordiamo ancora nella storia del calcio. Altri io ne ricordo pochi di questi jolly così, non so. Zambrotta. Dove deve giocare? Zambrotta ha sempre giocato esterno. Zambrotta ha sempre giocato esterno, ha fatto l'esterno. Hanno solo arretrato. E l'esterno anche di Chiara, se poi lo ricordate, del Parma, faceva dalla sinistra. Poi era compagno di classe di Luca. Era compagno di classe di Luca. Ai tempi d'oro. Giuse, dove deve giocare Gaetano? Gaetano secondo me deve giocare come ieri, trequartista, come ha giocato ieri, come ha giocato nelle ultime partite, deve giocare sulla 3 quarti. Quando lo porti più indietro rischia di soffrire perché non è bravo nei contrasti, non è bravo nei recuperi. Secondo me lo devi mettere come l'ha sempre utilizzato Ranieri, ecco, devi usare lì sulla 3 quarti con 2 o 3 centrocampisti dietro che gli coprono le spalle. C'è la possibilità con Esposito di fare una bella coppia di giocatori che la palla sanno toccare e quindi possono non soltanto liberarsi l'uno con l'altro, ma fare dei bei passaggi anche per la punta centrale. Il problema, sai, è tattico. Il problema è che se tu fai questo, Palestra lo devi mettere come l'hai messo ieri. Ecco, bravo, e io non vedo Fabio Pisacane così coraggioso da mettere Palestra come l'ha messo ieri. L'ha messo ieri perché era in pita. Scusa se ti è un equivoco anche Palestra.
tu hai colto allora, questa è una squadra costruita per giocare 4-3-1-2 con Gaetano dietro a due punte che in teoria sarebbero dovuto essere Esposito e Belotti, va bene? A un certo punto arriva Palestra, che era semplicemente un'alternativa a Zappa o a Obert, perché l'aveva fatto giocare terzino a destra e a sinistra. Dopodiché Palestra si scopre che è il più bravo di tutti, quindi lo deve mettere in campo. Dove lo mette in campo? Terzino al posto di Zappa, che è un fedelissimo di Pisacane, è uno dei veterani, e comunque che è anche un buonissimo difensore. Ieri ha fatto una gran prestazione. Appunto, non sapendo dove mettere Palestra, perché deve giocare a tutti i costi, perché è il più bravo, si è inventato questo 4-3-3 con Palestra da una parte, o 4-3-2-1 con Palestra esterno trequartista, con Gaetano dall'altra parte, ma dopodiché Gaetano, se sta esterno, non è nel vivo del gioco, deve portare più dentro. Insomma, ci siamo un po' incasinati, per dirla in francese. Ecco, è un classico caso in cui un giocatore che doveva essere un surplus diventa fondamentale, però poi ti scombina un po' i piani tattici. E quindi via la girandola di sistemi di gioco. Ieri Palestra terzino per dare un po' più di spinta, però ha dato molta spinta e poca fase difensiva. Tant'è vero che abbiamo sofferto terribilmente, soprattutto in quella parte del campo a sinistra, oltre che a destra dove c'era Touré con un Obert sottotono che ha dato molto fastidio al Cagliari. Ma anche da quella parte dove spesso si buttava dentro il centravanti, aiutatemi, il danese. Meister. È lì, perché Palestra era sempre in ritardo nelle chiusure, perché la mentalità, e questo ce l'ha detto anche Pisacane, di Palestra, è di offendere, di attaccare, gli piace molto perché è anche bravo. Però è una questione di equilibrio. Ieri Cagliari quell'equilibrio non ce l'aveva in virtù di quella scelta, come ha detto Giuseppe, che ha fatto Pisacane e che forse non avrà più il coraggio di fare. Va bene ragazzi, Ivan, i nuovi angeli ti piacevano? No. No, non ti piacevano. Ma il gruppo musicale? Certo, questi qua. Ce l'avevi il disco? No, io sono... Guarda le facce. Non voglio fare Guarda lo snob. Non voglio fare lo snob, però puntavo su gruppi un po' come di dire, livello. Tipo i Genesi. Non sapevi che Luca Di Leonardo faceva parte dei nuovi angeli? Guardalo. Cioè, mi dispiace aver fatto questa gaffe, però... vabbè. Niente nuovi angeli per Ivan. Vabbè, comunque chi volesse questa foto meravigliosa la metteremo su Instagram a breve. No, potrete usufruire in abbondanza. Mobbismo digitale. Prego. Taggatemi, prego, salvatemi. Vi siete persi la parte iniziale, che era questa, che adesso replicheremo. Aspettate, perché giustamente ci vuole. Ecco qua, aspetta. Ho paura di quello che succederà, però. Ecco qua, e con questa chiusura meravigliosa saluto e ringrazio ovviamente Giuseppe Boi del Tirreno. Grazie Giuseppe. Grazie Giuseppe. Grazie a voi. Grazie mille. E grazie ovviamente a Ivan Paone. Grazie. Grazie. Allora, per chiudere, vabbè, come al solito mi sono divertito tanto, quindi non chiamatemi più, per favore. Grandissimo. No, perché giustamente bisogna... No, perché preferisce stare triste, dice poi mi diverto, io voglio soffrire. Esatto. No, veloci perché mi sta scaricando la batteria e ne approfitto però per farvi i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Lo so che li sto facendo un po' in anticipo, però nel caso qualcuno di voi venisse a mancare, li ho già fatti. Anch'io, pur non volendo mancare assolutamente, colgo l'occasione per farvi grandissimi auguri a voi e a tutti coloro che ci seguono.
Salutami la torre, Grazie. Giuseppe. Sarà fatto. Grazie. Un abbraccio, Grazie, grazie a tutti ragazzi. voi. Ciao. Grazie. Saluto Auguri. allenatori. Ciao, ci vediamo Ciao. presto. Ciao, ciao. Ciao. E vabbè. Ci voleva, ci voleva questa chiusura così. Guarda. Assolutamente. Quello senza dubbio. No, allora c'era un'altra, perché in effetti mi devo scusare pubblicamente, ma ieri ragazzi era un delirio nella diretta. Dov'era? Eccolo lì. Ma chi l'ha fatta? Devo capire chi l'ha fatta, La nostra squadra grafica visual. Sì, adesso era questa. Buongiorno ragazzi, è buono ancora il fresco fastidio del pareggio ieri, ma ancora di più perché Luca ieri non mi ha riconosciuto. Luca San Stefano, per fortuna con la tazza all'inizio giornata è stato top. Cioè ieri nel delirio, Che pioggia, vergogna, collegamento. Io mi dissocio, se non ci fosse capito, mi dissocio in maniera importante da questo comportamento censurabile. Sì, ma mi sono scusato Censurabile di Luca Di subito in Leonardo. privato. Una perché ieri vergogna. Vabbè, ieri era stata una bella giornata. Va bene, Grazie, allora grazie ragazzi, mille. per chi sta in zona Cagliari, comunque ci sarà ancora la possibilità degli abbonati, ovviamente parlo per gli abbonati, di ricevere la tazza di 131 che ieri abbiamo dato a chi è venuto allo stadio. Nel caso ci scrivete sul Telegram. gruppo Telegram e poi con Luca troviamo il modo di farvela avere, magari ci incontriamo tutti insieme in un punto per la consegna, e mentre anche chi sta nella zona di Alghero, Sassari e quant'altro, lo stesso scriveteci sul gruppo perché ve la posso dare io nei prossimi giorni. Va bene? Poi per gli altri, per chi sta fuori, troveremo il modo. Stiamo studiando il modo migliore anche per questioni di spedizioni e tutto, insomma, più che altro per non uscirci troppo con le spese, fondamentalmente. Chi va a Torino sabato a proposito? Perché... Esatto, chi va a Torino oltre Luca Di Leonardo? Ditecelo, perché nel caso ci possiamo organizzare. Esatto. Potremmo vedere anche da questo punto di vista, visto che comunque Torino so già che ti devi vedere con Mattia L'Eccelso, esatto, quindi... che sarà a Torino, quindi ci vedremo sicuramente. Speriamo di arrivare torinese. la mattina. Spero di arrivare in tempo. Ma sì, con la neve. Esatto. Con la neve prevista, con la nebbia agli Irticolli. No, nebbia no, la neve. Perché con la nebbia è un casino. Con la neve è meglio. No, guarda che per i voli è peggio la nebbia, quindi. Sì, quello sì, assolutamente. Esatto. Va bene, ragazzi. Ci vediamo domani. Perché ecco, poi c'era anche la domanda: com'è il palinsesto di Buongiorno 131? C'era l'inizio della puntata. E andiamo in onda. Siamo andati in onda oggi, ovviamente. Andiamo in onda domani e poi direttamente post Torino Cagliari, quindi 29 e 30. Ok, quindi gli auguri di buon anno ce li faremo il 30, chiaramente, mentre domani ci faremo gli auguri, ma vi ricordo che poi il 24, come sempre, uscirà il video di auguri sui nostri social. Quello di quest'anno è particolarmente elaborato e simpatico, ci sono siccome mancano alcuni auguri, manda messaggini subito perché tra l'altro ecco, anche qui qualcuno è collegato che fanno finta di niente, insomma. Esatto, grande Stefano, che è l'unico abbonato che per adesso si è prestato a fare il video, quindi, mitico. Qualche altro. Su Telegram, sul gruppo Telegram, Marco, ovunque. Vai su Topic Cagliari tranquillamente, scrivi lì, poi ci mettiamo d'accordo. Stasera 18:15, però non vi lasciamo da soli perché c'è Cagliari Social Arena. Il 29 non c'è Cagliari Social Arena, giusto? O sì? Sì che c'è. C'è? Ok. No, perché non mi ricordo se quello che era stato scritto. Però, no, okay. c'è anche il 5. Confermato sempre, quindi tranne salterà per Genoa Cagliari perché sarà di lunedì, ecco. Esatto, quello lo sapevamo. Esatto. Va bene, quindi ore 18:15 con Luca Di Leonardo, Daniele Chirico e i vostri ospiti per parlare di questo Cagliari-Pisa ancora in maniera più
più dettagliata, approfondita. Esatto. Va bene. A domani, ragazzi. Fino a domani. Buona ciao giornata. A tutti. Grazie. Ciao. Grazie a tutti. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.